In diretta concorrenza con Sanremo, insomma questa settimana è dedicata al Festival della canzone italiana. Beh, insomma non è che sia andato proprio bene, in prima serata martedì, problemi di auto, le canzoni non si sentivano, le critiche a mai finire e noi non abbiamo paura, insomma, perché noi abbiamo la nostra bella fetta di telespettatori, Sanremo ha la sua, vedremo l'Auditel chi darà ragione, ma sono convinto che voi ci siete, anche perché oltre il mercoledì in prima serata ci potete vedere e gustare durante il corso della settimana negli orari del nostro palinsesto sul digitale terrestre, l'LCN il 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e poi naturalmente in diretta streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. Target anche questa settimana vi tiene compagnia, anzi cerca di informarvi su quelle che sono le piccole, le grandi realtà del nostro territorio, come ormai da oltre 10 anni facciamo, cercando di portare a conoscenza di un vasto pubblico, quale per fortuna quello di TVA, quelle che sono le realtà, le associazioni, gli avvenimenti, convegni, manifestazioni, insomma tutto quello che riteniamo debba avere un ascolto maggiore e non essere chiuso magari all'interno di un convegno o di una associazione. Anche questa sera parleremo di cose importanti, spero che ci seguirete per tutta la durata della trasmissione, un'ora insomma o poco più, naturalmente anche con l'intervento e l'intervallo dei nostri ospiti musicali. Dicevamo prima puntata del mese di febbraio, sarà un rush finale fino ad arrivare poi al Carnevale e al Mandorlo in Fiore. Purtroppo nella prima parte, proprio l'ho notato, non ci avevo fatto caso, ma c'è una sovrapposizione. Infatti il Mandorlo in Fiore inizia il venerdì, giorno 1, e anche lì il Carnevale, insomma, è quella settimana. Vi informeremo anche di questo perché abbiamo intenzione, e vedremo insomma un po' di fare magari qualche puntata tematica su questi avvenimenti, vedremo un po', insomma ci organizzeremo come è il nostro costume. Intanto vado subito a presentare gli ospiti della puntata di oggi, iniziamo dalla mia sinistra, lui è Giuseppe Crapanzano, è il presidente dell'associazione Penna Sottile. Buonasera. È anche uno scrittore e ha organizzato un importante incontro convegno di cui parleremo. Proseguiamo con Lorella Capellupo, lei è una sindacalista della FP CGIL. Buonasera. E poi Maurizio Russo è il presidente del Rotary Club di Agrigento. Buonasera. E a proposito di sindacalisti abbiamo poi Calogero Navarra, lui è il segretario regionale del SAPPE, sarebbe il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Buonasera. Anche della Polizia Penitenziaria Salvatore Gallo, è il segretario generale della CISL FNS, però non ricordo bene che vuol dire FNS, magari ce lo dirai tu dopo, va bene, delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Buonasera. E la nostra ospite musicale della grande famiglia dell'Accademia Palladium di Lia Minio, Rita Mulè. Buonasera. Bene, allora Salvatore, subito FNS così ci togliamo il pensiero, insomma. Sì, rispondo alla tua domanda. FNS sta per Federazione Nazionale della Sicurezza. Ah, ecco. È una federazione che annovera non solo la polizia penitenziaria ma anche i vigili del fuoco. Una volta faceva parte della federazione anche il Corpo Forestale dello Stato, che come ben sapete è stato sciolto e assimilato all'Arma dei Carabinieri. Prima di parlare di polizia penitenziaria, dico, anche se c'entra perché voi come polizia penitenziaria ma anche come sindacato avete fatto delle lotte, delle manifestazioni e delle proteste. Oggi ho visto insomma che la prima ruspa è arrivata a Petrusa, si iniziano i lavori del ponte finalmente. Salvatore. Sì, anche questa è stata una delle battaglie che la CISL ha intrapreso a favore della polizia penitenziaria e non solo.
Abbiamo ritenuto già all'epoca assurdo che venisse isolato un obiettivo sensibile come quello che può essere un penitenziario. Finalmente, a distanza di qualche anno, se ti ricordi, la CISL aveva iniziato a condeggiare giorno dopo giorno gli inizi dei lavori. Stamattina abbiamo visto finalmente ci siamo. Insomma, Sì, e lì, sì. e i lavori credo che dovrebbero durare un massimo di 10 mesi. 10 mesi, appunto 300 giorni, insomma. L'importante è iniziare con la speranza che non diventi incompiuta, però siccome non è una grande opera, ecco, è un ponte che si può fare. Di questi tempi si fa in giornata, diciamo, tranne che in Sicilia. Bene, e a proposito di polizia penitenziaria, segretario Navarra, com'è il termometro in Sicilia? Ma le dirò che purtroppo, nostro malgrado, quella che è la polizia penitenziaria, stiamo passando un momento alquanto di disagio. Ma parlo a carattere generale in tutti gli istituti penitenziari, dove che il nostro ruolo ora viene sminuito, dove che in poche parole non ci danno più la possibilità di garantire la sicurezza agli interni degli istituti penitenziari. Ma io mi ricordo che qualche anno fa siete stati insomma elevati, no? Nel senso che siete un corpo importantissimo, ma sono state riconosciute tante altre prerogative a voi. Veda, come corpo diciamo che siamo il più completo corpo di tutti i corpi di polizia, perché facciamo tutto noi, solo che abbiamo oggi difficoltà nel confronto con l'utenza, vuoi perché ora l'organico è alquanto diminuito, voi anche per alcune scelte che noi riteniamo scellerate da parte dell'amministrazione, in poche parole su passaggi di unità da un reparto a un altro. Ne parleremo in maniera più dettagliata. Conosciamo anche agli altri ospiti. Maurizio Russo è il presidente del Rotary Club di Agrigento, uno dei club service più prestigiosi, insomma. Il vostro compito è veramente importante. Sì, buonasera a tutti voi che ci avete ospitato e che vi ringrazio, e ai telespettatori che ci stanno ascoltando. Intanto a nome mio e personale e di tutto il Rotary Club di Agrigento vi ringrazio per questa possibilità di estendere le nostre iniziative in un contesto così importante come quello difficile ma anche complesso della città di Agrigento. Insomma, so che voi siete ben radicati, insomma, una bella presenza. È il nostro intendimento come Rotary Club di Agrigento di aprire proprio il club verso l'esterno, coinvolgendo in molte delle nostre iniziative la società civile, in modo non solo di farci conoscere da chi non è un addetto ai lavori, ma anche e soprattutto per poter acquisire in un rapporto di feedback virtuoso le istanze e le esigenze di una realtà vicina ma per certi versi lontana. Peraltro l'apertura all'esterno e l'attività di servizio nei confronti del Rotary e della società civile altro non è che la mission del Rotary stesso è la ragione stessa per cui esistiamo. Certo, voi club service, quindi un club di servizio, è il vostro compito. Parleremo dopo anche di questo importante appuntamento che avete svolto proprio qualche giorno fa, perché si parla di alimentazione, anzi di spreco dell'alimentazione che non dovrebbe esserci. Bene, proseguiamo con gli altri ospiti. Non so se Lorella Capellupo conosce il Ligabue. Lui cantava Una vita da mediano. Voi siete destinati a una vita da precario, perché sì. Lei è sindacalista della CGIL, ma particolarmente attenzione nel settore dei precari. Infatti io sono impegnata nel mondo del sindacato all'interno della categoria FP del CGIL, ma soprattutto sono una precaria del comune di Agrigento, e in questi giorni ancora una volta stiamo cercando di mettere in evidenza le difficoltà che all'interno dell'amministrazione comunale di Agrigento e non solo, ma il mondo certo, del precariato è sicuramente una realtà scottante, ma ad Agrigento in questo momento ancora di più, perché ci si ritrova ad avere oggi delle normative che ci permetterebbero di avere una trasformazione del nostro contratto, quindi finalmente avere dopo... Quindi non una vita da precario allora? No,
sarebbe la volta buona per cambiare questa, diciamo, questo testo e far Bene, diventare... parleremo allora di quelle che sono le prospettive e di come il comune di Agrigento si è preparato o si sta preparando, insomma, per affrontarle. E anche, beh, tu tra i sindacalisti, insomma, ti trovi a casa tua, insomma, perché Pino Crapanzano, tra le altre cose, per tantissimi anni è stato il segretario regionale dello SNALS, provinciale dello SNALS, parte del Consiglio nazionale, e quindi, insomma, diciamo che il sindacato è pane che mangia ogni giorno. 30 anni, 30 anni. Da quando ho costituito lo SNALS fino a 10 anni fa, che finalmente ho avuto la possibilità di passare il testimone al mio vice, che l'ha portato una bella esperienza, un'esperienza difficile, complicata, come è stata? Beh, molto complicata, certamente anche soddisfacente, perché abbiamo avuto modo di far fare delle leggi che sono nate proprio dalla base della provincia di Agrigento. Poi il settore della scuola credo che sia molto complicato. Oggi ancora di più, però con tutte queste riforme che non... Però siamo riusciti a suo tempo, a proposito di precari, a far fare la legge per togliere il precariato nell'82, per cui è nato il secondo canale, fondamentale in tutta l'Italia. Il doppio punteggio alle piccole isole, quindi non solo Lampedusa ma tutte le piccole isole. La 104 è nata anche con una riunione in provincia di Agrigento. Soddisfazione ne abbiamo avute. Oltre che sindacalista, lui è anche uno scrittore, è anche presidente di un'associazione che si chiama Penna Sottile, e proprio in questi giorni, insomma, in corrispondenza con il giorno del ricordo, che avrà diverse tappe, hai organizzato un convegno che non è solo ricordo ma è anche memoria. Per certi aspetti la giornata della memoria, l'olocausto, insomma, tutto quello che è successo con le leggi razziali, e il giorno del ricordo con le foibe, con gli estriani e gli altri, insomma, che erano stati uccisi e poi esodati, possiamo dire esodati, insomma. Quelli uccisi, infoibati, altri rimasti sono riusciti a scappare. Tu hai detto, perché dividere queste due cose? Dobbiamo farle assieme, perché in realtà rappresentano e ricordano due gravi aspetti della nostra vita di qualche anno fa. Infatti, noi abbiamo cominciato, intanto dobbiamo dire che il giorno della memoria fino al 2000 non era istituito. È stato istituito dal Parlamento italiano, e poi nel 2005 invece è diventato a livello nazionale su sollecitazione dello Stato di Israele. Ma si sapeva più o meno qualcosa sulla fine che avevano fatto gli ebrei, che poi non sono stati solo ebrei, perché sui 6 milioni circa di Auschwitz, Dachau, eccetera, e c'erano anche omosessuali, c'erano anche prigionieri politici, c'erano di tutto e di più, zingari, eccetera. Fino al 2000 non se ne parlava granché. È stata istituita questa giornata della memoria, che poi nel 2005, come dicevo, è diventato anche a livello internazionale. Per quanto riguarda il giorno del ricordo, era tabù totale. Io, quando nel 2002 la signora Gina, che sappiamo tutti è la protagonista del libro L'Istria di Gina, la mamma di un mio commilitone col quale eravamo talmente fraterni, per cui in una delle occasioni in cui sono andato per un consiglio nazionale che si è tenuto proprio nella zona di Trieste, io sono rimasto qualche giorno in più ospite della famiglia della signora Gina, del figlio Elio, che si chiamava Giurgevic. Io conoscevo come Giurgevic, quindi un nome slavo. E allora non si poteva neanche dire che fosse nato a Fiume. Sì, perché... a prescindere dal tuo rapporto diretto con, con Gina. Là è nato, ancora non si sapeva niente fino al 2002. Col 2005, finalmente, 2004, è una legge del 30 marzo, finalmente si cominciò a parlare anche di foibe. Ci fu un cataclisma, ovviamente molti negazionisti lo sono ancora. Nei giorni scorsi si leggeva sui giornali che è tutta un'invenzione storica. I morti sono invenzione storica. E poi tutti coloro che non sono riusciti e quindi da là è
la giornata del ricordo, che piano piano ha assunto anche un ruolo di conoscenza, non nelle scuole dove la cosa è completamente tabù, ignorata, anche gli stessi docenti non sanno, ma piano piano comunque se ne comincia a parlare. Sabato prossimo ci sarà la prima volta che il Capo dello Stato, il Presidente Mattarella, incontra queste associazioni. Noi, il giorno ufficiale è il 10, credo, no? Il giorno ufficiale è il 10, però siccome è domenica allora viene anticipato al 9, mentre in provincia di Agrigento con Sua Eccellenza il Prefetto viene organizzato in prefettura lunedì. Poi parleremo allora di questo tuo, diciamo, questa tua unione. Tu hai messo assieme la memoria e il ricordo. Stavo arrivando a questo, ma se lo dobbiamo dire dopo lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo perché conosciamo anche Rita Mulele, la nostra ospite musicale, la nostra cantante. Rita, ci vuoi parlare un po' di te? Il microfono naturalmente, perché senza il microfono non si sente. Sì, io sono una ragazzina di 16 anni, frequento il liceo di Ribera Scientifico, terzo anno, e ho iniziato a cantare 3 anni fa, seguendo la scuola di canto Palladium di Liaminio. Hai avuto già qualche esperienza esterna, diciamo così? Sì, ho partecipato a concorsi provinciali qua a Porto Empedocle, vicini. Vincendo anche terzo posto, primo posto. Insomma, piano piano. Piano piano, sì. Mi sto orientando. Liaminio cosa dice? No, Liaminio so che è un po' precisa, è molto, pretende tanto, però se si vuole avere ci aiuta e ci indirizza verso questa strada. Avremo modo di sentire la tua bella voce. Grazie. Ritorniamo alla polizia penitenziaria. Salvatore Gallo, proprio qualche giorno fa, insomma, la protesta è stesa in piazza. Generalmente i poliziotti sono quelli che coordinano, comunque sedano le proteste o le controllano. Voi invece siete proprio scesi in piazza per protestare. Perché? Perché, come ho già detto in altre occasioni, a noi non piace lavare i panni sporchi fuori da casa nostra. Però quando la misura è colma siamo anche costretti a rendere pubblico quello che fino adesso stiamo vedendo delle immagini che non lo è stato. Sì, queste sono le immagini della manifestazione di giorno 4, il cui epilogo è stato aver avuto l'opportunità di confrontarci con Sua Eccellenza il Prefetto, che ci ha regalato grandi soddisfazioni nel merito. Qual era il motivo di questa protesta, insomma? Allora, ecco. Sì, fondamentalmente i motivi sono due. Abbiamo chiesto a gran voce dignità nell'espletare il nostro mandato istituzionale, perché le condizioni in cui lavoriamo sono davvero precarie, per non voler utilizzare altri aggettivi, ma principalmente per criticare la scelta dell'amministrazione regionale di trasferire 8 agenti da un reparto deficitario di polizia penitenziaria a favore del nucleo scorte cittadino, senza tener conto appunto che a marzo partono le videoconferenze e il lavoro dei colleghi del nucleo scorte verrà ridimensionato di almeno il 30%. Abbiamo chiesto che venisse annullato questo scellerato provvedimento. La risposta è stata la manifestazione che abbiamo avuto. Ma evidentemente non avete avuto un riscontro positivo allora? No, assolutamente, però per questo gradirei che continuasse il collega Navarra. Non voglio... Sicuramente, no, anche perché volevo dire questa situazione, queste difficoltà di Agrigento, l'aveva già accennato all'inizio, rispecchiano un po' anche una situazione precaria in tutta l'isola. Nel particolare... Sì, nel particolare intanto la carenza del personale, l'organico che non c'è e anche il sovraffollamento. Poi il confronto con l'utenza ora diventa difficile, nel senso che chiaramente il controllo e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari ovviamente viene meno. Tra le tante cose è come se noi Stato, ma chiaramente chi di competenza, avessero consegnato la sicurezza all'utenza, perché l'utente ha libertà di movimento senza controllo, perché con la legge Torreggiani chiaramente
relativamente alla sentenza europea dove diciamo, lo Stato è stato condannato al risarcimento danni perché ovviamente il detenuto era ristretto in pochi metri quadrati, chiaramente si è data la possibilità all'utente di essere molto più libero. Meno controllo ovviamente più possibilità diciamo di commettere insani gesti, tant'è vero che le aggressioni nei confronti della polizia penitenziaria sono aumentate. Anche voi avete dei parametri, non lo so, un poliziotto ogni tot reclusi o in relazione a quella che è la struttura penitenziaria? Le dico che avevamo, sa perché? Per un semplice motivo: oggi i parametri si fanno più con l'utenza che non più con la polizia penitenziaria, perché chiaramente diciamo purtroppo gli occhi vanno soprattutto su quella persona alla quale viene diciamo privata la libertà, e del benessere del personale di polizia penitenziaria negli ultimi tempi chi ha diciamo il controllo di questo se ne è dimenticato, evidentemente. Ecco perché purtroppo siamo stati costretti, e non ci fermeremo chiaramente con Agrigento, ma divulgheremo il nostro disagio in tutto il contesto regionale, a tal punto anche di andare a finire davanti al Dipartimento. Devo dire, anche perché, scusa, interrompo, sì, si parla sempre insomma di sovraffollamento, del fatto che una cella fatta per 3 ci sono 10 persone, che insomma il disagio, come dice lei, dell'utenza forse viene più esternato e enfatizzato e non quello di chi è preposto al controllo. Ma senza dubbio, perché i carichi di lavoro al poliziotto penitenziario sono aumentati. Un discorso è controllare ad esempio 50 detenuti e un discorso controllarne 150. Un discorso è avere diciamo il carico di lavoro del controllo esclusivo dell'utente, un discorso è fare i vari posti di servizio. Ma la situazione che ci dà veramente fastidio è quella che poi quella gente addetto alla vigilanza, addetto al controllo dell'utente, se l'utente commette un insano gesto che è anche quell'estremo del suicidio, ne paga le conseguenze, chiaramente, mettendoci di suo anche il suo pane quotidiano della propria famiglia. Deve metterci l'avvocato, insomma stiamo attraversando un momento che nella storia della polizia penitenziaria mai è stato così difficile. Ecco. Salvatore Gallo, se poi non lo so se ci sono dei segreti da mantenere o comunque se ci sono dei vincoli che voi avete, comunque la situazione ad esempio del penitenziario di Agrigento com'è? Cioè in relazione a quanti posti ci sono e a quanti detenuti in realtà sono messi, e anche il vostro organico di agenti previsto e quelli che in realtà poi operano, se questi numeri possono essere resi pubblici. Certo, i numeri sono disponibili nel sito del Ministero della Giustizia, per cui non sto svelando nessun segreto. C'è da fare una premessa: questa maledetta legge Madia ha posto in essere dei tagli al personale, per cui il personale di polizia penitenziaria è stato ridimensionato a livello nazionale. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che il carico di lavoro, che una volta veniva assorbito da 10, adesso viene assorbito da 5, se ci va bene. Motivo per il quale aumentano i casi di stato ansioso fra il personale della polizia penitenziaria e una serie di criticità che difficilmente vengono nell'immediato sanate. Quindi il riferimento alla protesta sempre è abbiamo voluto focalizzare una serie di questioni che altrimenti rimanevano segrete all'interno delle mura del carcere. Facevo un esempio in conferenza con Sua Eccellenza il Prefetto. La sentinella, utilizzo questo termine per rendere chiaro a tutti, anche ai non addetti al lavoro, di cosa stiamo parlando. Quindi il poliziotto che è di vigilanza sul muro di Ginda è costretto a espletare il suo mandato istituzionale con l'ombrello in mano. Vi prego, non vi mettete a ridere, si tratta del poliziotto che deve stare all'interno della garitta e cercare di coprirsi quanto meglio possibile, perché ci sono le infiltrazioni di acqua. Era solo per citarne
uno di Anche esempio un e di disagio situazioni. ambientale, ecco, Ma sì, ma volevo semplice continuare come- se mi era consentito, perché abbiamo detto a gran voce e l'ho ribadito anche a Sua Eccellenza il Prefetto, Agrigento rimane una delle opere incompiute in tema di penitenziari, perché a fronte di numerosi interventi che sono stati fatti sull'edilizia penitenziaria a Caltanissetta e a Sciacca, solo per citarne due, a Agrigento ancora abbiamo il poliziotto che è costretto ad aprire il detenuto per consentirgli di recarsi in doccia, quando tutto questo, ad esempio, avviene a Sciacca all'interno della camera E detentiva. dire che Petrusa è relativamente giovane come carcere, no? Sì, sì. I lavori sono stati fatti qualche anno fa di ampliamento, di No, l'ampliamento è un'altra opera incompiuta. Abbiamo un padiglione che ancora prima di essere inaugurato è vetusto, perché è incompiuto oramai da 4 anni che è fermo, i pilastri si stanno infradicendo. Ma questa è solo una parte dello scempio che si può assistere all'interno del penitenziario. Non funziona l'acqua calda, quindi il mio collega che è di servizio, che poi smonta, si vuole fare la doccia, è condizionato al funzionamento della caldaia, della centrale termica inesistente. Insomma, francamente siamo rimasti un po' scioccati, insomma. Non credevamo che in realtà ci fosse questo. ma guarda, questo se disagio, noi non fossimo qui oggi, probabilmente qualcuno avrebbe continuato a pensare che la polizia penitenziaria, alla stregua della polizia di Stato, piuttosto che ai carabinieri, vantasse chissà quale privilegi. Ecco, l'esempio che faccio per rendere chiaro della situazione emergenziale che viviamo è paragonare il poliziotto che è di volante e quindi paragonarlo al collega di sentinella, e mentre lui fa il giro di volante gli entra l'acqua nella macchina. Io penso che da loro questo sarebbe motivo di rivoluzione. La nostra amministrazione invece in questo momento è particolarmente vocata, come diceva il collega Navarra, a favore dell'utenza, e si sta dimenticando che il poliziotto ha una dignità e va rispettata. Bene, abbiamo parlato allora di questo grave, insomma, è importante sicuramente disagio. Continuiamo con il rotolo, l'abbiamo semplicemente accennato, ma adesso lo vorrei approfondire, da che cosa insomma nasce questo vostro incontro, questo vostro coinvolgimento. E parliamo di spreco alimentare, cioè nel senso che noi buttiamo tantissime cose che non dovremmo, facciamo una spesa doppia rispetto a quella che è in realtà l'esigenza della nostra famiglia. Sì, onestamente ieri in occasione della giornata nazionale dello spreco alimentare, che io devo dire mi aspettavo una grandissima diffusione, che c'è stata a livello nazionale il giorno prima, stranamente invece non il giorno 5, però ieri rappresenta la giornata nazionale dello spreco alimentare, in cui noi come Rotary Club di Agrigento abbiamo organizzato una manifestazione in partnership con l'Ufficio Educazione e Promozione della Salute dell'ASP di Agrigento e la Caritas Diocesana di Agrigento, che ha coinvolto tutte le scuole, finalizzata alla sensibilizzazione degli alunni al valore del cibo per non sprecare, alla solidarietà e al rispetto dell'ambiente. Purtroppo questa civiltà consumistica ci ha distrutto. Io faccio un esempio anche a casa mia, non parlare. Se tu compri 100 grammi di prosciutto, te ne mangi 80, i 20 li butti, cioè l'indomani già, non lo so. Infatti gettare via il cibo in un periodo in cui ancora milioni di persone soffrono la fame è intollerabile dal punto di vista anche perché è ancora buono, questo deve ancora buono. E soprattutto è uno spreco intollerabile anche dal punto di vista ambientale, perché vengono sprecate risorse naturali inutili e quindi dannose. Come avete affrontato questo argomento? Allora, infatti intanto è stato organizzato, faceva parte di un progetto nazionale, lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti, che rientra in questa campagna in cui il nostro distretto Rotary Sicilia e Malta è stato il promotore. I fruitori del progetto erano e sono i giovani delle quarte e quinte elementari, prime e seconde medie. È inammissibile, ripeto, questo spreco inutile, perché
l'idea del Rotary era quella di far capire ai giovani che c'è un paradosso, che 1/3 del cibo prodotto nel mondo viene sprecato. E la cosa ancora più assurda, che più della metà del cibo sprecato viene gettato via nelle nostre case. Io devo ringraziare ieri la dottoressa Casà, dirigente dell'Istituto Scolastico Niccolò Gallo, che ci ha consentito con una manifestazione, io dico meravigliosa, perché ha avuto una sala, un'aula magna gremita di 500 giovani che effettivamente hanno potuto toccare con mano il problema dello spreco alimentare. E l'obiettivo infatti del Rotary non è quello di fare, diciamo, vetrina e dare solo le notizie, ma più che altro era proprio stimolare i giovani al problema per capire effettivamente come risolvere questo. E pensare soprattutto che quello che per noi insomma ormai non serve più e viene buttato via, manca agli altri che non ce l'hanno. Infatti noi, per quanto riguarda le scuole, noi abbiamo consegnato oltre 1000 librettini, che ora ve ne darò copia perché è una cosa bellissima. Lo possiamo fare vedere. Sì, è una cosa... cosa... fermo così, Gerlando adesso arriverà con la telecamera. È un opuscolo. È un opuscolo che è stato fornito alle varie scuole, più di 1000 da Agrigento, che loro forniranno poi ai loro ragazzi, che a sua volta porteranno a casa per coinvolgere e quindi collaborare con i propri familiari al problema e quindi condividere effettivamente la problematica. Devo dire che proprio in considerazione della rilevanza di questo problema, ieri abbiamo avuto diversi illustri relatori, sia dal punto di vista diciamo dei docenti, ma soprattutto anche dal punto di vista sociale, perché abbiamo avuto come il direttore della Caritas diocesana di Agrigento, abbiamo avuto il direttore del Rotary come delegato del progetto spreco alimentare, abbiamo avuto anche come dirigente dello Slow Food Agrigento e soprattutto anche un professore docente di cucina della stessa scuola Niccolò Gallo. Quindi anche è stato un momento magari per capire come bisogna alimentarsi bene, come bisogna creare anche un'economia domestica per evitare lo spreco, ecco. Combattere infatti lo spreco alimentare è un valore, dico io, fondamentale. È anche economico, non mettiamolo in secondo piano questo. Proprio è un valore fondamentale per fare capire, per una crescita, dico io, armoniosa ed equilibrata anche dei nostri giovani. Io ho visto che molti ragazzi si sono immedesimati già nel nostro progetto e magari sono stati loro stessi a influenzare i familiari effettivamente a capire qual è il vero problema, perché noi, come diceva bene lei, siamo abituati tutti a casa che qualsiasi cosa, diciamo, quello che è in più lo buttiamo. Invece il fatto che la pasta che rimaneva magari a mezzogiorno, la sera o l'indomani si faceva fritta e aveva un gusto migliore. Era più buono più buono ancora, sicuramente. Devo dire però che devo ringraziare anche i dirigenti scolastici e i docenti che hanno dato, diciamo, vita e impulso a questo progetto e devo dire che come Rotary Club Agrigento non solo ci siamo immedesimati nel progetto e quindi a estenderlo a una platea più ampia possibile, ma soprattutto stiamo cercando di implementare il progetto con un'attività con alcuni istituti diciamo scolastici. Quindi non fermi soltanto alla giornata quella ufficiale, ma un percorso assolutamente più ampio. Anzi, devo ringraziare a questo punto 3 istituti, l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, l'istituto naturalmente Niccolò Gallo, l'istituto comprensivo Fontanelle e Steneto, perché dove stiamo creando, i ragazzi troveranno uno spazio dedicato, quindi stiamo creando un orto, impianteranno un orto
quindi proprio destinato a far capire effettivamente diciamo il valore del cibo, partendo proprio dal momento in cui diciamo nasce quindi il cibo. Tutto il percorso e quindi questo penso dalla che coltivazione alla fruizione. penso che questo sarà anche per i giovani, sarà di grande, diciamo di grande aiuto per capire il problema, e effettivamente io dico, forse a volte non ci rendiamo conto, ecco, che dal seme nasce poi il frutto, certo. e nasce, quindi anche questo fa parte di questo percorso che noi ripeto, come Rotary è un problema nazionale. Addirittura era previsto un bando a livello nazionale che ancora non è uscito, però io già mi sono esposto ieri, ringraziando, ripeto, tutta la scuola e i docenti, perché in ogni caso come Rotary Club Agrigento riteniamo che questo problema è talmente, diciamo, impegnativo e io dico importante, che abbiamo deciso di dedicare un premio speciale diciamo, ai ragazzi. Ai ragazzi che si impegnano particolarmente in questo settore. Già ieri mi ha commosso, devo dire la verità, una ragazzina, una bambina veramente piccola, forse tra le più piccole presenti in aula, che mi ha consegnato ieri, mi ha voluto regalare tre disegnini. Devo dire la verità, è stata, io ho visto che la sua docente è venuta e mi ha dato, dice questa, dice, la bambina gliela vuole regalare. Quindi avete colpito veramente. Sì, ecco, io dico che questa sia la cosa più bella che dal punto di vista Rotary potevamo ottenere. Penso poi che sia il magari migliore. parleremo, se avremo ancora un po' di tempo, di altre iniziative del Rotary Club Agrigento. Prima pausa musicale, abbiamo conosciuto così per grandi linee Rita Mulè, ma adesso lo dobbiamo conoscere per la voce. Rita, no, questo è il compito principale per il quale ti abbiamo invitato. Cosa ci fai sentire come primo brano? Vivimi di Laura Pausini. Bene, allora conquista il centro del nostro studio, per voi a Target, Rita Mulè. Non ho bisogno più di niente, adesso che illumini l'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché farai del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. C'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, che se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi senso, ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca, un po' anche stanca. Credimi se puoi, credimi perché farai del male solo ancora a me. Qui tra le cose che ho qualcosa
fantasia, le attese, i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Brava. E ritorniamo ai nostri precari. Dicevamo che forse possiamo sfatare la vita da precario. So che ci sono delle iniziative o comunque delle nuove norme, delle nuove vie, ecco, per far sì che si possa uscire dal precariato, e così anche per voi lì ad Agrigento? Sì, infatti la CGIL ha aperto questa vertenza sui precari di Agrigento insieme alle altre organizzazioni sindacali, proprio perché finalmente dopo tanti anni, stiamo parlando di non meno di 25 anni, io mi ricordo i precari, quelli dell'articolo... Sì, siamo sempre noi. Articolo 23. Siamo sempre noi, non siamo più giovani, certo. ma siamo sempre noi. Sempre Siamo sempre precari soprattutto. Però oggi è cambiato tanto, devo dire, è cambiato tanto perché le norme ci consentono la possibilità finalmente di avere una trasformazione di questo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. La legge Madia prima e le leggi regionali dopo hanno determinato quindi un quadro che fa sì che gli enti che utilizzano e che hanno fino ad ora utilizzato questo personale possono trasformare il contratto utilizzando soprattutto delle risorse che vengono storicizzate dalla Regione. La Regione si è impegnata, dato che ormai siamo diventati una realtà, un consolidato, 25 anni, 26, 27, certo, insomma veramente siamo una realtà ormai innegabile. Ha deciso, dopo anni anche di lotte degli stessi precari, di storicizzare la spesa che ogni anno versava agli enti per questo personale. Quindi noi adesso abbiamo l'opportunità, o soprattutto gli enti hanno l'opportunità di utilizzare queste somme per trasformare questo contratto a tempo indeterminato, perché la Regione ha storicizzato la spesa sino, si dice sulla legge, sino al 2039. Quindi ci accompagnerà fino alla pensione. Per Agrigento, allora, ad Agrigento ci sono 190 precari, quindi personale contrattualizzato a tempo determinato. Sono divisi ancora nelle varie fasce e che si articola 23? No, adesso c'è un'unica categoria, diciamo, la categoria dei contrattisti a tempo determinato. E l'unica, diciamo, realtà piccola ma esistente all'interno del comune, come in molti altri comuni, è anche però la realtà degli IASU. Gli IASU sono dei lavoratori invece che ancora non sono contrattualizzati, e ad Agrigento esiste anche questa, diciamo, questa realtà. Ma che per loro non c'è questa possibilità ancora? Momentaneamente no, ci sono state anche lì delle lotte che si sono avviate, che si stanno intraprendendo sul territorio regionale per riuscire anche per questi lavoratori a creare una, diciamo, trasformazione, quantomeno a contrattualizzarli, perché loro attualmente fino ad oggi percepiscono semplicemente una indennità da parte dell'INPS, quindi non viene neanche riconosciuto lo status dei lavoratori. Mentre per chi ha già un contratto, la norma quindi, come dicevo, consente questa trasformazione, la trasformazione del tempo indeterminato. Una trasformazione che finalmente dopo tanti anni determinerebbe in questi lavoratori una realtà, una sicurezza, perché insomma dietro ci sono famiglie ormai consolidate, con figli adulti, che non possono oggi neanche fare un programma a lungo termine, proprio perché la precarietà del proprio contratto non glielo permette. Ma questo iter è già avviato? Allora, cioè insomma, le norme esistono. Sono pronti i contratti, questo voglio dire? Appunto, purtroppo no, e proprio per questo noi abbiamo aperto questa vertenza. Ecco. Purtroppo no, perché
ad Agrigento c'è anche un problema che riguarda i bilanci, che devono essere, diciamo, regolari, perché per far sì che l'ente possa usufruire di questo contributo da parte della Regione deve avere i bilanci in regola, e come purtroppo ormai si sa, ormai il Comune non naviga in buone acque. Però quello che noi stiamo sollecitando all'amministrazione è proprio questo: cerchiamo di iniziare il percorso, avviamolo, perché comunque ci sono diverse tappe, cioè non è semplice, non è automatico, la Regione sì dà questo contributo, ma devono essere effettuati dei passaggi obbligatori, ma soprattutto devono essere appunto messi il Consiglio Comunale, che poi è anche l'organo preposto per far sì che questi bilanci mancanti possano essere approvati, deve avere sul proprio tavolo i bilanci stessi su quali poter discutere. Quindi noi diciamo questo, iniziamo l'iter, ma iniziamo soprattutto a far sì che gli uffici del Comune possano lavorare per produrre quelli che sono gli atti mancanti, per fare un quadro chiaro e quindi per portare poi questi bilanci ad essere discussi all'interno del Consiglio Comunale, perché devo dire che anche da parte del Consiglio Comunale c'è stata una grande solidarietà al nostro problema. Però è ovvio che ora non ha gli strumenti ancora per potersi attivare, per far sì che questo percorso venga definito e chiuso. E quindi noi abbiamo iniziato appunto con un'assemblea di questo personale, dove abbiamo invitato anche il sindaco e abbiamo illustrato le nostre perplessità, perché è ovvio che oggi la legge Madia prima e le leggi regionali dopo ci permettono ci danno questa opportunità, ma non sappiamo cosa può succedere nell'immediato futuro. Se c'è la possibilità, facciamolo subito, appunto, ecco. Quindi non sprechiamo questa professionalità acquisita di questo personale, alla luce soprattutto del fatto che questo personale oggi garantisce dei servizi per la città, perché 190 unità in un ente dove, grazie anche a quello che saranno i risvolti della quota 100, quindi a questo massiccio esodo da parte dei dipendenti più anziani e quindi allo svuotamento degli uffici, cioè noi siamo oggi le uniche unità che possiamo ancora garantire dei servizi ai cittadini. Cioè, posso confermare quello che dice lei, perché io non ho il polso preciso della situazione di Agrigento, ma nel comune di Favara, il mio comune, e devo dire che ci sono degli uffici che sono retti esclusivamente da personale precario e contrattualizzato, insomma. Infatti, e laddove ormai anche la pianta organica è ormai svuotata, perché non si fanno concorsi da decenni. Cioè andare a non diciamo, utilizzare questa opportunità diventerebbe un problema per i lavoratori stessi, che non vedono garantita la propria dignità, ma un problema per i cittadini, che si ritroverebbero ad avere non più una carta d'identità dopo 2 o 3 mesi, ma probabilmente dopo 1 anno, perché adesso abbiamo veramente delle emergenze date da questa carenza dell'organico, ma sono emergenze che diventeranno drammatiche se si va su Sei fiduciosa? Allora, io sì, perché ripeto, il percorso è molto complesso e ancora vediamo che la situazione è all'alba, quindi sappiamo sicuramente che la politica vuole attivarsi, però noi aspettiamo i gesti, cioè abbiamo bisogno di fatti, purtroppo. I buoni auspici da soli non servono per avere una soluzione di questa realtà. Se mi resterà tempo volevo sentire anche la sua opinione o comunque un suo pensiero sulla Polizia Municipale di Agrigento. Lavora in questo settore, sì. No? Quindi, diciamo così, tanto per avere un po' di aggiornamento su quello che è il vostro lavoro. Allora, professore Capanzano, dicevamo questa idea, questa intuizione di mettere assieme il giorno del ricordo e giornata della memoria. Come si articolerà il vostro incontro? Intanto dobbiamo dire che è la 6ª edizione. Siamo gli unici in tutta l'Italia e abbiamo coinvolto Penna Sottile quando ha organizzato il convegno sul giorno del ricordo e della memoria,
ha stabilito di farla in una data terza, appunto perché istituzionalmente ci sono le date 27 di gennaio e 10 di febbraio. Ma noi quest'anno, per esempio, la celebreremo presso l'Istituto Martin Luther King, che collabora. Perché non è solo Penna Sottile, è stata quella che ha lanciato l'idea, coordina annualmente queste adesioni. Sono la Società Agrigentina di Storia Patria, lo stesso Istituto Martin Luther King con i ragazzi che producono, approfondiscono gli argomenti, producono dei DVD, fanno delle ricerche di letture anche su quei pochi libri che ci sono in giro. E la provincia e il comune di Favara, ovviamente, perché ormai è stabilizzato questa collaborazione. Quest'anno lo facciamo proprio normalmente la facciamo al Castello Chiaramonte, quest'anno abbiamo pensato di farlo nell'istituto Martin Luther King per cominciare a coinvolgere di più e meglio i ragazzi ed evitare i trasferimenti, i permessi, insomma, creare ulteriori problemi alle scuole che già ne hanno parecchi. Ovviamente non si farà sempre al Martin Luther King, ma gli anni successivi lo faremo girando per le varie scuole, quindi ogni anno coinvolgeremo una scuola che collaborerà, a prescindere dal fatto che Martin Luther King fa parte dell'organizzazione e quindi il programma specifico del vostro incontro? Il programma specifico, naturalmente, noi rivolgiamo, siccome parliamo di vittime, sia del giorno della memoria che del giorno del ricordo, e le vittime ormai non appartengono più ad alcuna particolare, non hanno più una particolare appartenenza, ma ormai sono vittime. Il fatto stesso di essere vittime, vengono tutte sotto un'unica bandiera, comunemente si dice quella di Dio. Bene, e noi cominciamo con una preghiera che quest'anno, come gli altri anni, sarà introdotta da Don Giuseppe D'Oriente, che è l'arciprete di Favara. Poi ci sarà quest'anno la presentazione, ovviamente, il saluto del capo d'istituto, ora si chiama dirigente scolastico, il professore Pirrera, poi c'è il saluto del sindaco, Anna Alba, che verrà perché partecipa, come sempre, come abbiamo fatto anche per il 4 di novembre, la celebrazione del giorno della vittoria delle forze armate. E poi avremo quest'anno la presenza in persona, speriamo, almeno tranne problemi istituzionali che si possano sovrapporre, di Sua Eccellenza il prefetto dottore Dario Caputo. E poi ci sarà naturalmente il vicepresidente Lillo Montaperto, il vicepresidente di Penna Sottile, e il nuovo presidente il nuovo presidente della Società Agrigentina di Storia Patria. Poi ovviamente sarà tutto intercalato con dei DVD fatti dai ragazzi, delle letture, come dicevamo poco fa, e delle poesie. Ovviamente per evitare discriminazioni e fare proprio un discorso equivalente, noi facciamo un DVD per ciascuna manifestazione, una poesia, addirittura quest'anno c'è una poesia di Levi e un'altra poesia che ci è stata mandata da una esule che attualmente è a Buenos Aires, perché c'è anche questa collaborazione con Trieste, con Giuliani nel Monto, con l'associazione dei Giuliani Dalmati e istriani, e ha mandato anche quest'anno, perché ogni anno abbiamo sempre il contributo di Tito Sidati, che è il presidente dell'Associazione Italiana di Pola, Istria e degli Esuli. Ovviamente non mancherà il professore Dino Svettini, che conosciamo tutti quando ha lavorato al provveditorato e che è un esule, col quale abbiamo fatto anche un lavoro che poi pubblicheremo. Insomma, non vi siete fatti mancare niente, ma soprattutto, come dicevo, il fatto che i morti non hanno colore e poi le drammaticità dei due eventi hanno sicuramente la necessità di non essere... due realtà che si sono verificate
impensabili. È vero quando si dice che la realtà supera sempre la fantasia. Bene, in questo caso il discorso dei forni crematori oppure delle foibe dove veniva buttato nelle fosse, sono 1700 circa in Istria, alcune di queste, tra cui uno degli infoibati, Pietro Maras, che è stato infoibato in una foiba che ancora non è censita. Quindi c'è già una legge, un accordo legificato naturalmente tra l'Italia e la Croazia o la Slovenia per quando si individuano delle ipotesi che possono essere state infoibate delle persone, andarle a prelevare. Dobbiamo dire una cosa, che non erano attualmente, questi ci sono sempre coloro che devono negare l'evidenza, no? E quindi ancora ci sono. Nei giornali di questi giorni, proprio in un giornale di Rovigo, diceva che questa è tutta un'invenzione di alcuni, l'invenzione di alcuni che ha visto 350 carabinieri morti, vigili del fuoco infoibati, tutti infoibati, non so, poliziotti, guardie di finanza. Che non si può negare sicuramente. C'è chi le nega e noi malgrado tutto aspireremmo anzi a fare aspireremmo, io spero per la realtà, per la verità storica, che nelle scuole finalmente, dopo 12 anni che se ne comincia a parlare, finalmente cominciare ad affrontare questi argomenti non con l'incontro con l'autore e quindi solo qualche classe, ma che in tutte le classi di tutte le scuole d'Italia si cominci a parlare di questo, ma non tanto per rivancare il passato, perché come vedi noi abbiamo fatto il giorno della memoria del ricordo assieme, perché i morti non devono essere discriminati, sono questi, e noi speriamo che addirittura si arrivi a livello nazionale anche di parlare, di affrontare il discorso che le vittime sono vittime e non hanno colore, e quindi vedere anche nelle scuole di affrontare questo argomento per evitare di ripetere gli stessi errori. Considera solo una cosa, noi poniamo anche una fotografia che vede due bambini. Tu ricordi quel bambino che è stato preso in braccio dal turco, da quel soldato turco, col giubbottino rosso? Sì. Ecco, esattamente la stessa identica immagine c'è con una bambina invece istriana che è saltata in aria in un momento in cui che doveva essere di incontro sportivo e allegro. L'unica differenza è che alla bambina è saltata pure la testa, però dico è esattamente uguale. Allora certo. La storia si ripete anche nelle immagini, perché non si conosce o perché non vuole che si conosca, si vuole che si conosca. Come sottotitolo avete messo per non dimenticare. Per non dimenticare. Bene, abbiamo ancora qualche altro minuto, volevo chiedere al segretario regionale del SAP, insomma, le cose che prima Gallo ha evidenziato per Agrigento, purtroppo avete detto che si ripercuotono anche in altre parti della Sicilia. Ma c'è la possibilità, insomma, di trovare un punto di unione, insomma, affinché voi possiate lavorare in maniera migliore sicuramente? Noi recriminiamo un discorso per quanto riguarda la regione Sicilia, che rispetto alle altre regioni abbiamo un personale di elevata età anagrafica e di elevati anni di servizio. Significa che in poche parole ci sarà un abbassamento ancora di organico. E non solo, abbiamo anche siamo penalizzati dal fatto che non mandano personale, paradossalmente. Quindi noi speriamo tanto che in queste prossime diciamo, assunzioni, o per meglio dire in questi... Guarda caso oggi leggevo che forse nel mese scorso c'è stato un concorso per 1200 poliziotti. Sì, in effetti già diciamo che abbiamo le scuole chiamate piene di allievi, sperando chiaramente che almeno questa volta la regione Sicilia venga presa in considerazione relativamente alla carenza ovviamente di organico, anche perché l'utenza è particolare per quanto riguarda la regione Sicilia, in quanto abbiamo molti reclusi di alta sicurezza, chiaramente. Quindi io ritengo che in poche parole la nostra manifestazione di protesta non finisce ad Agrigento, ma
inizia ad Agrigento se la regione Sicilia ovviamente non verrà presa in considerazione ovviamente per quello che merita di essere presa, soprattutto riguardante la polizia penitenziaria. Volevo fare un appunto perché si parla tanto di psicologi, psichiatri, figure istituzionali relativamente all'utenza, non si parla ovviamente di centri di ascolto dei psicologi relativamente appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Negli ultimi 3 anni badi bene che ci sono stati 100 suicidi degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Significa che oggi si lavora sotto stress, significa che in poche parole chiaramente il lavoro che non tutti... Bisogna attenzionarlo particolarmente. Particolarmente. Bene, qualcosa ancora per il Rotary, che insomma non è soltanto spreco alimentare, insomma, la vostra attività di service è molto ampia. Devo dire che gli eventi sono innumerevoli, devo dire che almeno 2 al mese, quindi passiamo in tanti settori per cercare proprio di coinvolgere la società civile. Io vorrei solo accennare a qualcuno che abbiamo già condotto come iniziativa, per esempio un evento con temi sempre di grandissima attualità. Ricordo per esempio il rischio al territorio, previsione e prevenzione, il sistema di protezione civile, che è stato da noi diciamo illustrato proprio pochi giorni dopo di tutto quello che è successo a Genova. Anche questo con relatori di grandissimo rilievo, l'ingegnere Foti, il dirigente generale del Dipartimento regionale Sicilia della Protezione Civile, l'ingegnere Costa, naturalmente anche lui è dirigente del settore occidentale dello stesso Dipartimento. Più che altro l'iniziativa era finalizzata a far comprendere ai cittadini che nella protezione civile non c'è solo di aspettare che qualcuno risolve i problemi, ma noi come tutte le associazioni, come tutte le varie associazioni, ma anche come cittadini, siamo obbligati a tenere dei comportamenti per far sì che determinate catastrofi non avvengano più. Devo dire che questi eventi hanno avuto grandissimo rilievo, io dico anche a livello cittadino, perché abbiamo avuto la partecipazione dell'ordine dei medici, dell'ordine degli ingegneri, dell'ordine degli architetti, dell'ordine dei geologi e dell'ordine degli agronomi, tutti assieme naturalmente al comune, perché come protezione, come con l'assessore del comune di Agrigento, proprio a testimoniare l'importanza diciamo del tema. Ma devo dire che oltre a questo tema, sempre per ritornare all'attualità dei temi, abbiamo avuto un'altra serata molto bella con il dottore Malato, presidente della prima sezione penale di Agrigento e nonché presidente vicario del Tribunale di Agrigento, sulla legittima difesa, che ripeto è attualissima anche questo. Un altro evento che secondo me è stato... dici tutte poi. No, un altro evento, se posso, è stato quello tenuto dal giornalista del Corriere della Sera e presidente dell'Associazione della Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro, che effettivamente anche questo coinvolge tutto il nostro territorio, da Portempedocle a Caltanissetta, con aneddoti di vari aneddoti e vari libri, per cui di grandi autori, tra cui Pirandello, Sciascia, Tommaso Lampedusa. Sì, effettivamente, però io se riesco devo dire una cosa, che secondo me il progetto, diciamo, clou quest'anno del Rotary, che è un progetto molto ambizioso. Che si deve fare? Sì. No, è già in itinere, perché noi l'abbiamo presentato il 1° agosto. Ora naturalmente capirete perché stiamo parlando di un progetto dico molto ambizioso. Il progetto prevede la creazione di un ambulatorio medico in Albania, nel nord del Madagascar, presso, ecco questo dico, il collegamento del Rotary con la società civile, le istituzioni e la collettività, non tanto per fare beneficenza, perché non è questo il nostro scopo, ma è quello proprio di creare un ambulatorio medico presso la comunità missionaria a Porte Aperte di Agrigento, e qui dico, ci ricolleghiamo con la creazione proprio di un ospedale. Diciamo un piccolo ambulatorio già con la donazione di elettrocardiografo, di ecografo, di
di defibrillatore, di altre apparecchiature medicali. Tutto questo grazie alla collaborazione, quindi questo è un evento che ha avuto la collaborazione della Caritas con il direttore provinciale della Caritas di Resana di Agrigento, che ci permette di trasferire, perché è difficile, a volte non si ha idea, solo quando uno si trova coinvolto nelle problematiche capisce. Queste apparecchiature per farle arrivare. Per farle arrivare, noi stiamo sfruttando la Caritas perché in altro modo non sarebbero arrivati. Stiamo creando anche una formazione di personale locale in Madagascar, soprattutto è anche un sistema di trasmissione dati e immagini per la refertazione, per la telemedicina, che questo non è una cosa semplice. Bene, per il Madagascar. Complimenti veramente, Presidente. Avevo promesso una piccola battuta anche sulla polizia municipale, di cui Lorella Capellupo fa parte. Sì. Com'è? Siete disastrati come la penitenziaria? Direi no? sì, direi sì, sì, che se abbiamo un'avvertenza aperta sul fronte precari, abbiamo un'avvertenza ancora più importante avviata per quanto riguarda la polizia locale. Avevamo già dichiarato poco tempo fa lo stato di agitazione della polizia locale, perché noi abbiamo sì un'emergenza su diversi fronti, sul fronte economico e sul fronte anche strutturale, nel senso che abbiamo anche lì un problema di carenza di organico, anche lì una realtà di personale precario, tra l'altro non solo a tempo determinato ma anche a tempo part-time, quindi con un orario ridotto e che quindi non riesce a sopperire a quelle richieste infinite che oggi la polizia locale deve far fronte. Il territorio è vasto, ma anche le competenze sono state in continuo aumento della polizia locale stessa, e abbiamo anche una problematica riguardante i dispositivi di protezione individuale, cioè noi abbiamo i giubbotti, le scarpe, cioè gli indumenti che quotidianamente dovremmo indossare, che risalgono a 10-11 anni fa. Capite bene che stando su strada, la classica casacca, infatti abbiamo dovuto sostituire quelle che sono gli abiti, abbiamo dovuto sostituire gli abiti di ordinanza con questa casacchina, che sicuramente non fa onore a una città che ha un contesto turistico importante, che ci presenta in questa veste così. L'abito è importante, perché noi poi siamo front office all'esterno, sia come presentazione, quindi come biglietto da visita dell'amministrazione, ma anche per una questione di dignità stessa del lavoratore. Basta questo. Ma ne avremmo tante da dire. Alla prossima trasmissione. Allora, ci avviamo alla chiusura e dobbiamo ancora una volta sentire la bella voce di Rita Mulè, però devo dirvi subito che poi dopo ci saranno i saluti, per chi non lo sa, ve lo ribadisco, a Target non si saluta in maniera così semplice, no? Grazie. Ciao. I ringraziamenti non li vogliamo, lo so che ce li date, dobbiamo fare un saluto invece un po' più diverso, ecco, con non lo so, un pensiero, una frase, una citazione, un qualcosa insomma che caratterizza il vostro lavoro e che si distingue, come Target da 10 anni si distingue a questa parte. Rita Mulè, che cosa ci presenti adesso? Vi canterò Come Natura Andot di René Fargo. Bene, mentre allora conquista il centro del nostro studio Rita Mulè, voi pensate alla frase, al saluto, mi raccomando. A voi, Rita Mulè. Sui parchi
Brava, prego. Bene, abbiamo trascorso forse un po' più di un'ora, spero che gli argomenti e le cose insomma, che abbiamo trattato siano state anche di vostro interesse. I saluti e i ringraziamenti a Rita Mulè, la nostra ospite musicale. Il tuo saluto, Rita. Vi ringrazio per avermi ospitato, anche avermi dato questa possibilità per la prima volta di andare in televisione, e vi ringrazio. E speriamo che ci sia un prosieguo mille nella tua carriera. Grazie della presenza e della partecipazione Salvatore Gallo, segretario generale CISLE FNS di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Allora, anche io ringrazio TVA per averci ospitato, per aver dato la possibilità a noi di esprimere tutto il nostro dissenso rispetto a una gestione che riteniamo fallimentare. Rispetto alla frase che mi invitavi di fare come saluto, più che un saluto voglio lasciare la trasmissione con un impegno che faremo del tutto io e il mio collega per rompere questo incantesimo che sta avvolgendo Petrusa e la polizia penitenziaria, con la speranza che venga fatta luce sui perché ad Agrigento rispetto a tutti gli altri istituti d'Italia i disagi continuano e persistono ancora. Bene. Grazie ancora. Molto più sintetici, perché il saluto deve essere così, per Calogero Navarra, segretario regionale del SAP. Avete dato la possibilità di far conoscere la polizia penitenziaria, pertanto noi chiediamo dignità, rispetto e la riqualificazione di quello che ci hanno tolto. Grazie a Maurizio Russo, presidente del Rotary Club Agrigento. Grazie a voi per l'invito. L'obiettivo secondo me è quello di costruire, penso come per tutti i cittadini, un mondo migliore che sia più giusto e solidale. Questo penso che lo possiamo fare tutti con il nostro impegno quotidiano, indipendentemente dalle attività che ciascuno di noi può svolgere. Grazie a Lorella Capellupo, sindacalista della FP CGIL. Sì, il mio saluto lo rivolgo a tutti i lavoratori precari e non di Agrigento e di tutto il territorio nazionale. Questo saluto vuole essere un eco al saluto che il nostro neoeletto segretario nazionale Maurizio Landini ha fatto nel suo discorso iniziale, al lavoro e alla lotta. Grazie a Giuseppe Crapanzano, presidente dell'associazione Penna Sottile. Io non voglio indurre a un confronto, una concorrenza con altre televisioni, tenendo presente che devo ringraziare TVA e te per la trasmissione Target per averci invitato, però devo citare che venerdì alle ore 21:20, venerdì giorno 8 alle ore 21:20 su Rai 3 ci sarà la proiezione di un film che è molto importante, già risaputo, e domenica invece in una ripresa diretta dalle 11 alle 12:15 circa ci sarà proprio l'incontro con il Presidente della Repubblica. Bene, prego Presidente. Io, per ringraziare, volevo offrire questo riconoscimento a TVA. Non ci alziamo perché abbiamo i microfoni, altrimenti creiamo semplicemente un po' di problemi. questo è il ringraziamento. Facciamo vedere il gagliardetto, grazie a voi e grazie a TVA. Grazie. Lo metterò, lo conserverò accanto alla mia scrivania in bella evidenza. Grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.